Il suono inconfondibile di una sorgente, che però non è una sorgente qualsiasi. È la sorgente termale dimenticata di Pieve del Grappa. Acqua che oggi finisce in un bacino di raccolta, ma che un tempo era il cuore di un centro curativo. Nico Cunial, perché questo bacino racchiude un tesoro? Perché custodisce le acque ferruginose che una volta, verso la fine dell'Ottocento, erano oggetto di una rinomatissima stazione di acque termali. Ecco, qui praticamente chi si veniva a curare? Ma si venivano a curare varie persone, si dice anche malati da malattie nervose, malati di vario genere, perché queste acque avevano delle proprietà terapeutiche molto importanti. E da buon architetto, l'ex sindaco di Crespano racconta di come accanto alla cura ci fosse la bellezza della struttura che accoglieva i pazienti. Il Segusini aveva poi realizzato più o meno in questo luogo, ma oggi non si vede perché è ormai sopraffatto dalla vegetazione, aveva costruito un tempietto dove le persone venivano a bere l'acqua. Per intenderci, è lo stesso progettista del teatro di Serravalle Vittorio Veneto e di Palazzo Bertona Feltre, solo per fare degli esempi, e questo sottolinea la preziosità di questo luogo termale frequentato dalla nobiltà ottocentesca fino all'arrivo delle suore e la conversione in istituto scolastico femminile. Ed è in quegli anni che qui soggiornò l'allora patriarca di Venezia Giuseppe Sarto nella sua storica salita alla Madonnina del Grappa a Dorso d'Asino, ancora oggi ricordata con questa stele. Oggi quest'area da oltre 30.000 metri quadrati in cerca di un nuovo futuro dopo lo spostamento dell'istituto alberghiero a Fietta. Un futuro che potrebbe partire proprio dal passato con un grande centro termale. Un progetto che stava per realizzarsi in abbinata con la creazione dell'Asolo Golf Club, con il gruppo Benetton pronto a finanziare la riconversione da collegio ad albergo da proporre ai turisti sia delle spiagge che delle città d'arte. Un progetto oggi da rilanciare grazie alla rivoluzione arrivata con l'apertura della Pedemontana Veneta. Oggi che potrebbe essere molto più accessibile grazie anche alla Pedemontana, ecco tutta questa zona pensando al Canova, pensando al Grappa, pensando alle ville che ci sono qua, potrebbe essere una zona che ha un potenziale enorme, bisogna saperlo cogliere però.